Non sporcate l'Eucarestia con interessi meschini. È il forte messaggio di Papa Francesco ai 19 nuovi preti ordinati nella quarta domenica di Pasqua. A Regina Coeli il pensiero del Papa per tutte le mamme. Alle amministrative 2019, 19 comuni rinnoveranno i consigli comunali nel Tigullio. A Cogorno la competizione è tra 3 candidati: Laura Bacchella, Gino Garibaldi e Aldo Perfler. A Castiglione Chiavarese i candidati in corsa per la poltrona di sindaco sono 2. Luciano Ponzuoli, sostenuto dalla lista Cambiare Insieme, sfida il sindaco uscente Giovanni Collorado. E Son of Denmark del regista danese Ulla Salim è a trionfare nella 3ª edizione del Riviera Film Festival. L'edizione 2019 ha registrato numeri da record per partecipanti e spettatori. Festa al Comunale di Chiavari per la consegna alla Virtus Entella della Coppa per la vittoria del campionato di Serie C. Finita 0-0 la sfida contro il Pordenone per la Supercoppa. Play-out di Serie D a Mari invece per il Sestri Levante che retrocede in eccellenza. Buongiorno ai telespettatori di Tigullio. Oggi, nella quarta domenica di Pasqua, il Vangelo presenta l'immagine del Buon Pastore. La Chiesa celebra la 56esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Il Papa ha presieduto la Santa Messa e ordinato 19 nuovi sacerdoti. Vediamo. Quanti esercitano il ministero della Sacra Dottrina partecipano alla missione di Cristo, ha sottolineato il Papa nella messa per l'ordinazione di 19 nuovi sacerdoti. E questo, ha aggiunto a braccio, non è un'associazione culturale né un sindacato. Il pontefice ha indicato poi una via per la vita dei nuovi sacerdoti, quella di essere uomini di preghiera e di sacrificio, perché con la parola e l'esempio si possa edificare la casa di Dio, che è la Chiesa. Signore, ha voluto salvarci gratuitamente. Lui stesso ci ha detto: date gratis quello che gratis avete ricevuto. La celebrazione dell'Eucaristia è il sommo della gratuità del Signore. Per favore, non sporcarla con interessi meschini. Abbiate sempre davanti agli occhi l'esempio del buon pastore, che non è venuto per essere servito, ma per servire e per cercare di salvare ciò che era perduto. Fra i 19 diaconi ordinati sacerdoti dal Papa, 8 appartengono alla fraternità sacerdotale dei Figli della Croce, 1 alla famiglia dei discepoli, 2 hanno studiato al Pontificio Seminario Romano Maggiore e 8 al Collegio Diocesano Redemptoris Mater. Un nuovo presbitero arriva dal Giappone, altri 2 da Haiti e dalla Croazia, ma la maggior parte sono originari di Roma. Il Papa ha ricordato la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni anche a Regina Coeli, durante il quale ha invitato accanto a lui 2 dei sacerdoti ordinati per la benedizione. Francesco, nella riflessione, prima della preghiera mariana, ha descritto gli atteggiamenti di tenerezza del Signore, invitando a corrispondere ad essi nella preghiera, che rafforza il desiderio di seguirlo. Il pensiero del Papa è andato poi alle mamme in occasione della loro festa. Ringraziandole per la loro preziosa opera nella crescita dei figli e nella tutela dei valori della famiglia. Anche ricordiamo le mamme che ci guardano dal cielo e continuano a vegliare su di noi con la preghiera. Andiamo sul nostro territorio. Anche per oggi ARPAL ha emanato un avviso per vento forte di burrasca in tutta la regione. Ieri gli strumenti di misurazione dell'agenzia hanno registrato raffiche fino a 144 km/h a Casoni di Suvero nella provincia di Spezia, 131 km/h al Monte Pennello a Genova e 120 km/h al lago di Giacopiano. Iniziamo oggi un nuovo spazio dedicato alle elezioni amministrative 2019. Nel Tigullio sono 19 i comuni che rinnoveranno i consigli comunali per un totale di 47 candidati a sindaco. Ogni giorno offriremo uno spazio di informazione per favorire la conoscenza dei candidati da parte degli elettori. Iniziamo oggi con i primi 2 comuni, Cogorno e Castiglione Chiavarese. Cogorno, comune che ricade territorialmente nella Val Fontanabuona, conta 5.621 abitanti.
votanti. Per le elezioni del 26 maggio prossimo sono 3 i contendenti alla carica di sindaco. In ordine di estrazione Laura Bacchella con la lista Cogorno Democratica Partecipativa, Gino Garibaldi con la lista Rinnovamento per Cogorno, Aldo Perfler con la lista Avanti Cogorno Perfler Sindaco 2019. Ora si cambia. Sentiamo la presentazione di questi 3 candidati. Sono 3 i candidati a sindaco per Cogorno. Il candidato numero 1 è Laura Bacchella, nata a Genova il 5 agosto 1957, è laureata in medicina e svolge attività come medico di medicina generale. Separata, le sue passioni sono la politica, la lettura, il giardinaggio. È stata 10 anni in consiglio comunale a Lavagna durante la giunta Vaccarezza come capogruppo di Uniti per Lavagna e assessore all'urbanistica e protezione civile. Alle amministrative 2019 si candida a sindaco a Cogorno, sostenuta dalla lista Cogorno Democratica Partecipativa. Io credo che Cogorno abbia diritto ad avere un'alternativa. Da troppi anni il governo della città è in mano sempre alle stesse persone. Io non discuto la validità delle persone. Io sono una ferma sostenitrice dell'alternanza, perché dall'alternanza possono venire idee nuove, stimoli nuovi, e quello che forse in questi anni è mancato a Cogorno. Io abito a Cogorno da alcuni anni e vedo che la città è sempre uguale a se stessa. È ora di avere la possibilità di una svolta e credo che quella possibilità la possiamo offrire noi, perché abbiamo una squadra competente, una squadra valida, motivata e con il giusto entusiasmo. Il candidato numero 2 è Gino Garibaldi. Nato nel 7 aprile 1949, ha conseguito il diploma professionale, è sposato, ha 2 figli e un nipote ed è attualmente in pensione. Nel tempo libero si dedica all'agricoltura, in particolare alla cura degli ulivi. È stato sindaco a Cogorno dal 1995 al 2004. Dal 2005 al 2015 è stato consigliere regionale per Forza Italia e PDL. Attualmente consigliere comunale in carica. La lista che lo appoggia alle amministrative 2019 si chiama Rinnovamento per Cogorno. Ma intanto perché ho di dietro una squadra di persone che sono tutte disponibili, pronte e preparate a gestire questo territorio, ad amministrare questo territorio con esperienza, con rinnovato impegno e pertanto pronti ad amministrare. Per quanto riguarda il candidato sindaco che sarei io, penso che ai cittadini di Cogorno chiedo soltanto di darmi la fiducia per poter completare le cose e portare avanti le cose e l'attenzione che ho sempre avuto all'amministrazione pubblica, in modo particolare alla mia terra, al mio comune, che è il comune di Cogorno. Pertanto votarmi vuol dire mettermi di fronte a determinati problemi che certamente vorremmo risolvere, tipo la sicurezza, la viabilità, le infrastrutture, i giovani, gli anziani, e tutte queste cose le faremo con impegno costante e quotidiano. Tutti sanno che la mia squadra e il sottoscritto sono reperibili sempre 24 ore su 24, perché l'attenzione al territorio deve essere sempre il primo punto per uno che sceglie di questo impegno, quello di dedicarsi all'amministrazione, perché lavorare per il futuro vuol dire lavorare per il bene comune. Il candidato numero 3 è Aldo Perfler, nato a Chiavari il 27 luglio 1953, è sposato, ha un figlio, laureato in scienze motorie e insegnante in pensione. È stato vicepreside per molti anni dell'attuale liceo artistico e della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Cogorno. Al momento ricopre il ruolo di consulente del settore scuola nella CISL. Nel tempo libero la sua passione principale è lo sport, in particolare la vela e la canoa. E alla sua prima esperienza politica si candida a sindaco sostenuto dalla lista Avanti Cogorno. Sì, il nostro motto è chiari, concreti e certo. Quello che abbiamo scritto sul nostro programma lo porteremo ad atto, a compimento, partendo dalle 3 rotonde, partendo successivamente dalla viabilità interna e successivamente ancora dall'illuminazione e dalla difesa del territorio, con sorveglianza attraverso le telecamere. Lo sport e l'ambiente vanno tutt'uno perché devono essere incrementate. Per fare tutto quanto questo mi avvalgo di un gruppo di persone competenti e sensibili a queste tematiche.
ed è per questo che vi chiedo di votarci e darci fiducia. Andiamo adesso a Castiglione Chiavarese, comune della Valpetronio che conta 1674 abitanti. Alle amministrative 2019 sono 2 i candidati alla poltrona di primo cittadino: Luciano Ponzuoli con la lista Crescere Insieme, Luciano Ponzuoli sindaco, e Giovanni Colorado con la lista per Castiglione, Colorado sindaco. La scheda. Il candidato estratto per primo sulla lista elettorale a Castiglione Chiavarese è Luciano Ponzuoli. Nato ad Arenzano il 9 settembre del 1953, è sposato e ha 2 figli adottivi. Ha conseguito la maturità scientifica e ha svolto attività nel settore parabancario. Attualmente in pensione, gestisce un bed and breakfast a Velva. Ha maturato un'esperienza politica come consigliere comunale ad Arenzano dal 1973 al 1982. Si è occupato per lavoro di enti locali. Nel tempo libero cura l'orto. Alle amministrative 2019 si candida a sindaco appoggiato dalla lista Crescere Insieme, Luciano Ponzuoli sindaco. Salve, noi ci presentiamo per l'amministrazione comunale di Castiglione Chiavarese. Il 26 maggio si rinnova il Consiglio Comunale, io mi candido a sindaco di questa importante e bella cittadina. Noi pensiamo che siamo ad una svolta, che dobbiamo necessariamente cercare un'idea di sviluppo nuova, che si basi sul turismo, sul recupero delle possibilità di attività agricole, su uno sviluppo integrato di queste cose, sullo sviluppo di piani di recupero delle nostre realtà, delle nostre bellezze naturali, paesaggistiche e di centri storici. Per questo noi ci siamo presentati. Siamo una squadra di persone che comunque operano nel comune di Castiglione Chiavarese, o sono native o su questo si sono innamorate per le loro attività, e per questo noi ci candidiamo per questa grande passione da realizzare con le persone. Il candidato numero 2 sulla lista elettorale a Castiglione Chiavarese è Giovanni Colorado. Nato a Castiglione Chiavarese il 20 marzo del 1945, è sposato, padre di 2 figli e nonno di 2 nipoti. Ha conseguito la licenza professionale al Villaggio del Ragazzo, ha lavorato all'ex FIT Ferrotubi di Sestri Levante e all'Arinox. Appassionato di calcio, è stato vicepresidente per 34 anni della squadra di Casarza Ligure e fondatore del settore giovanile. Ha una lunga militanza politica, per 10 anni assessore a sport, industria, urbanistica a Casarza Ligure, 15 anni come consigliere di minoranza, sempre a Casarza Ligure, già consigliere provinciale della città metropolitana. Dal 2009 è sindaco di Castiglione Chiavarese. La lista che lo appoggia si chiama Per Castiglione Colorado Sindaco. Ma io credo che i lavori che abbiamo fatto sul territorio siano un esempio veramente. Abbiamo fatto degli sforzi non indifferenti perché siamo riusciti a ottenere dei risultati che secondo me non è da poco. Dei comuni vicinori dell'entroterra, credo che questo è stato fatto un lavoro veramente eccezionale con tutte le persone che conosciamo, le amicizie, la conoscenza del Presidente. Essendo andati in provincia, città metropolitana, abbiamo fatto per niente gli ultimi sviluppi che abbiamo fatto, anche tutte le asfaltature che abbiamo fatto, le abbiamo fatto per merito anche dei mezzi della provincia, che ha ripreso dopo 4 anni a città metropolitana con la squadra per fare gli asfalti, se no non avremmo potuto fare tanto. E poi credo che la gente che mi conosce sa, è una cosa che non possono dire di Colorado, è quello che non sono disponibile per tutti. Io lo dico, l'ho sempre detto, quindi dicono che io sono di parte, è tutto sbagliato. La mia parte quando sono diventato sindaco è per tutti in ugual misura, e quando uno viene a Castiglione io ci do merito che viene, tutto quello che posso fare lo faccio. Grazie. Ed entra nel vivo a Santa Margherita Ligure la campagna elettorale in vista delle elezioni. Questa sera Telepace ospiterà i 3 candidati sindaco che in ordine di estrazione sono Guglielmo Caversazio, Paolo Donadoni e Claudio Marsano. Ogni candidato avrà un tempo di 15 minuti per rispondere a 6 domande relative a famiglia, turismo, lavoro, traffico, viabilità e porto. La puntata, registrata negli studi di Chiavari nel rispetto della par condicio, andrà in onda questa sera
sera alle 21:10 sul canale 15 di Telepace, nello spazio dedicato alla trasmissione direttamente su. Da domani si potrà trovare anche sul nostro sito teleradiopace.com e su YouTube. Da oggi per 4 settimane sarà chiusa di notte l'Aurelia tra Chiavari e Zoagli. Il provvedimento è in vigore dalle 22 sino alle 6:30 del mattino. Questo per consentire i lavori di posa delle condotte per il pompaggio delle acque di fognatura da Zoagli al depuratore chiavarese. La riapertura è prevista per l'8 giugno di giorno dalle 6:30 alle 22 e nelle notti tra domenica e lunedì il traffico sarà a senso unico alternato. Per raggiungere le due località la notte sarà necessario utilizzare l'autostrada. Inoltre oggi e domani sarà attivo il semaforo in via San Michele di Pagana all'altezza della spiaggia degli Archi. L'operazione è necessaria per rimuovere il grosso pino marittimo caduto durante la mareggiata dello scorso ottobre. Si circolerà a senso unico alternato questa mattina e dal pomeriggio dalle 13 alle 17. Sempre a Rapallo da oggi sino a mercoledì 15 maggio è prevista la chiusura veicolare in orario notturno di via Ferretto e Passo Marconi, questo per lavori di asfaltatura. E recentemente sono stati tagliati gli alberi lungo la ferrovia a Lavagna. La segnalazione è di Giovanni Melandri, presidente del comitato Giù le Mani dal fiume Entella, secondo cui ora è venuta meno la necessaria protezione per impedire l'accesso ai binari, specialmente in prossimità del ponte del fiume Entella. Melandri chiede che venga almeno installata una rete metallica. Andiamo sul nostro sito per un'altra notizia che ci porta a Genova. Stava per annegare nel lago di Scutari in Albania. Oggi pomeriggio, a 9 mesi dall'incidente e a 5 mesi dal suo ricovero all'ospedale Gaslini di Genova, un ragazzo di 15 anni sarà dimesso e potrà tornare ad una vita normale. Una storia di speranza e tenacia che vede protagonista questo giovane, la sua famiglia che non si è arresa e il personale dell'istituto pediatrico. Dall'agosto del 2018 il 15enne era ricoverato in coma e in gravissime condizioni generali in un reparto di rianimazione del suo paese. I familiari hanno organizzato una raccolta fondi per il trasferimento. Il giovane è giunto a Genova all'inizio di dicembre. Qui è stato ricoverato dapprima in gastroenterologia, dove è stato stabilizzato sotto il profilo dell'alimentazione. Contemporaneamente è iniziato un lungo e delicato intervento multidisciplinare per favorire il recupero della coscienza, della deglutizione, del linguaggio e del movimento. Oggi, pur con qualche problema di memoria, il ragazzo è in grado di comunicare in albanese con i familiari e anche un po' in italiano con gli operatori, di camminare con sicurezza e di alimentarsi in autonomia. Proseguirà il trattamento riabilitativo per migliorare l'orientamento, la memoria e una parziale funzionalità dell'arto superiore destro. Il ragazzo ha ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio. Proseguirà il trattamento in provincia di Cuneo, dove la residenza dei suoi parenti, con la prospettiva di poter riprendere una vita normale, sia pur con qualche piccolo adattamento. E andiamo adesso a Sestri Levante. Si è concluso il Riviera Film Festival, un'edizione, quella del 2019, che ha segnato molti record in termini di partecipanti e spettatori. Vincitore della rassegna è stato Sons of Denmark del regista danese Ulla Salim. Miglior film video. Sons of Denmark. È Son of Denmark del regista danese Ulla Salim a trionfare nella terza edizione del Riviera Film Festival. Il film racconta la situazione del terrorismo fanatico a Copenaghen e vede un poliziotto catturato tra l'islamismo e il nazionalismo. Il premio invece per la miglior regia è andato a Tamas Ivan Topolansky, autore di Curtiz. La cerimonia di premiazione, condotta dalla madrina Stella Egitto, è andata in scena all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante per una manifestazione che, come ha detto il fondatore e presidente Stefano Gallini, in questi 3 anni è cresciuta nel numero di partecipanti e degli spettatori. Quest'anno è la terza edizione, abbiamo distrutto tutti i record che avevamo fatto l'anno scorso e abbiamo intenzione di continuare a distruggerli per il futuro, quindi questo è solo l'inizio. Tutti i record che abbiamo distrutto li abbiamo distrutti. Numeri che ricevo, oggi ho ricevuto film sold out, documentari, che è stata una sorpresa, quindi è anche una rivelazione vedere tanto interesse per i documentari,
e abbiamo soprattutto per la prima volta in 3 anni siamo su tutti i networks nazionali. Un festival che nelle tematiche del rispetto ambientale ha fatto uno dei suoi punti di forza. Tornando alla cerimonia di premiazione, nella sezione documentari ha vinto Chasing the Thunder di Mark Benjamin e Mark Levin, premiato anche dalla giuria degli studenti. Miglior attore a Noemi Merlante e miglior attrice a Guillaume Guiz, entrambi in Paper Flags, mentre il pubblico in sala ha deciso di incoronare Opel Leslie DeVoot, Maria Diaz dell'Op Diaz. Il premio della giuria è andato infine a Gwyn di William McGregor. Durante la cerimonia di premiazione è stato inoltre consegnato l'Icon Award a Clary Forlani e il Carrier Award a Eddie Moretti. Restiamo a Sesti Levante. In occasione della festa patronale il comitato organizzatore della parrocchia di Sant'Antonio organizza alcune iniziative in preparazione e affiancamento alle celebrazioni liturgiche. Sabato 18 maggio alle 12:30 nei locali del Circolo Acli di via Sertorio si terrà una raviolata. Per prenotare occorre chiamare lo 0185 48 73 18. E l'Avis di San Colombano Certenoli ha chiamato a raccolta i suoi soci per il pranzo sociale che si è svolto al ristorante U Castigiuna con di Ne. Nell'occasione sono state consegnate alcune benemerenze, il distintivo d'argento per i donatori particolarmente attivi, Vincenzo Rossi, Giovanni Tono, Vitale Bernardin. Nell'occasione è stato rinnovato il consiglio direttivo dell'Avis, di cui fanno parte Franco Bevilacqua, presidente, Valeria Araldo, Alessia Rossi, Elena Capricci, Matteo Vaccaro, Andrea Bevilacqua, Franco Amadori e Roberta Ghiggeri. Alcune foto di questo momento di festa. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie, lo sport. Il Corriere della Sera titola Governo alla resa dei conti. Dopo gli attacchi dalla Lega, tagliate le 3 puntate ultime della stagione di Fabio Fazio, polemiche nella RAI. Corsa a nuove misure prima del voto, aiuti dal Papa a un palazzo occupato e Salvini paghi le bollette, dice appunto rivelto al Vaticano, ma l'intervista a Kravesky che stiamo per vedere l'ho fatto per i bambini. Rixi invece un'altra intervista, così non si va avanti, il sottosegretario leghista dice che dopo il 26 servono un ministro e un commissario. Andiamo invece adesso alla sfilata degli alpini a Milano, sfilano in 100.000 per 12 ore in ordine unite, emozioni antiche con il raduno nazionale degli alpini. Data room di Milena Gabbanelli, perché a Migrale sono i più poveri. E a volte i poveri però sono anche nel nostro paese, appunto questa situazione che si era creata in questo caseggiato romano riattiva la luce nelle case occupate, Salvini contro l'inviato del Papa, Roma l'azione delle elemosiniere, il ministro paghi le bollette, ma c'è anche l'intervista appunto all'elemosiniere il cardinale Kravesky che dice mi assumo la responsabilità, l'ho fatto per quei bambini, le bollette da ora le pago io, non c'è problema, bisogna occuparsi dei poveri, è bello combattere anche per una sola persona, figurati per 500. E veniamo invece adesso alla prima pagina del secolo XIX che titola Poveri, la mossa del Papa, Blitz restituisce la luce al Palazzo dei Disperati. E poi ancora l'analisi di Carlo Cottarelli, le 3 ipotesi per riuscire a ridurre il debito pubblico. Parla il presidente dell'INPS, reddito di cittadinanza, Tridico annuncia pronti ad estenderlo. La fotonotizia sulla prima pagina del Secolo, assicurazioni auto in Liguria, le polizze più costose del nord. E poi ancora Salvini carica il voto del 26. Scelta di vita o di morte, il leader leghista in piazza Sanremo, sarà un referendum. Stop di Facebook, troppe false notizie a favore del governo, oscurate ben 23 pagine. E poi i primi dati in vista del Salone Nautico del 2019, più 26% le prenotazioni degli espositori. E ancora sulla prima pagina del Secolo, la Sampdoria cede 1-2 all'Empoli, l'Ira del Genoa, una buffonata. Passiamo all'interno, nelle pagine del Levante, Sagra del Pesce più forte del tempo incerto e migliaia a camogli da ogni parte d'Italia, dopo la notte dei falò e un avvio un po' in sordina a causa del meteo, la manifestazione più attesa dell'anno decollata in giornata. Sono 5.000 le porzioni di pesce servite, 3.600 con il piattino in vendita a scopo benefico a favore dell'Onlus Minutro di Vita contro i disturbi alimentari. 77 i pullman turistici arrivati a Camogli, 30 i quintali di pesce azzurro distribuiti e offerti dalla Coop Pescatori e da Martini & Company. Andiamo invece a Sestri Levante, dove si è chiusa la terza edizione del Riviera Film Festival, un film sul nazionalismo sbanca al Riviera Festival, Sons of Denmark del regista danese
milanese Ullah Salim vince la terza edizione. Il presidente premio Oscar Dale dice: quando la politica non prende posizione lo fanno i registi. Andiamo a vedere se ci sono aggiornamenti in redazione con Emanuela Castello. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Sì, abbiamo un aggiornamento di cronaca. C'è stato un incidente sul lavoro questa mattina a Sori. Un uomo stava scaricando del materiale edile quando è caduto dal muretto su cui stava lavorando. La vittima dell'incidente ha 64 anni, ha fatto un volo di 5 metri. Sul posto è intervenuto il servizio di emergenza sanitaria di Genova che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. I vigili del fuoco della stazione di Rapallo hanno messo in sicurezza il camion che si trovava nei pressi. È tutto, linea allo studio. Apriamo adesso la pagina dello sport. Sabato sera al Comunale di Chiavari si è giocata la prima partita di Supercoppa di Serie C tra Virtus Entella e Pordenone. L'incontro, il primo del mini torneo tra le neopromosse in Serie B, si è concluso con uno 0-0. Sabato i biancocelesti sabato prossimo dovranno vedersela contro la Juve Stabia a Castellammare. A fine partita però comunque stadio in festa per la consegna da parte del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, della Coppa Promozione. Vediamo. Finisce 0-0 il primo atto della Supercoppa Serie C tra Entella e Pordenone in un comunale, in una temperatura tipicamente invernale. È andata in scena una partita con non tantissime emozioni. Le due squadre che sono studiate per lunghi tratti della contesa hanno provato nel secondo tempo a sferrare degli attacchi che potessero portare in vantaggio le proprie compagini, ma in realtà il punteggio non è mai cambiato, non si è mai sbloccato e quindi finisce 0-0, quindi un punto a testa. La Supercoppa Serie C si deciderà anche con gli incroci con la Juve Stabia che sarà la prossima avversaria dell'Entella la settimana prossima proprio a Castellammare. Dopo il triplice fischio però è partita ancora una volta la festa qui nell'impianto di via Gastaldi. C'è stata la consegna della Coppa per la vittoria del campionato Girone A di Serie C da parte del presidente Ghirelli al presidente Gozzi e a capitano Luca Nizzetto, che l'ha alzata al cielo di Chiavari. Poi giro di campo sotto i tifosi per condividere questo fantastico successo. Ancora oggi, una settimana di distanza, i festeggiamenti non terminano. L'Entella ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo. L'anno prossimo giocherà in Serie B. Al Comunale Entella Pordenone 0-0. Capitano, partiamo dal trofeo che hai in mano. Ti chiedo quanto è stato sofferto, quanto è stato sudato, ma soprattutto quanto è stato meritato. Ma partiamo dall'ultimo, meritato penso al 100%. Penso che dal primo giorno di allenamento è stato un percorso in salita fino alla partita con la Carrarese, e dove in un minuto ci è passato di fronte davanti tutto quello che abbiamo passato, tutto quello che abbiamo subito, tutti i torti subiti dentro e fuori dal campo, e penso che alla fine il giusto riconoscimento sia stato quello che abbiamo qua. Settimana prossima si chiuderà questa stagione molto positiva. Sì, diciamo che dai, dopo che abbiamo vinto il campionato abbiamo fatto comunque dei giorni dove abbiamo festeggiato, ma comunque ci teniamo a fare bene anche in queste due partite qua, quindi ci teniamo soprattutto a fare bella figura, e quindi fino alla fine onoreremo questo campionato e cercheremo poi di vincere anche la Supercoppa. La Serie D purtroppo non ce l'ha fatta il Sestri Levante a mantenere la categoria. In una splendida cornice di pubblico chiamato a raccolta allo stadio Sivori, i rossoblù sono stati sconfitti dall'Arconatese per 2-0. Avversari passati in vantaggio al quinto minuto del primo tempo con D'Ausilio hanno raddoppiato al 15° con Sarr. Nonostante i 75 minuti ancora a disposizione, i corsari non sono riusciti a riportare il risultato in parità. Arconatese dunque salva, Sestri Levante retrocesso nel campionato di eccellenza. Il Rapallo pallanuoto chiude invece la Final Six scudetto di A1 femminile disputatasi a Catania ai piedi del podio. La finalina per il terzo e quarto posto è andata a Plebiscito Padova, campione d'Italia in carica. Il 11-4 il risultato finale, le gialloblu hanno evidentemente pagato lo scotto del dispendio di energie fisiche e mentali nel quarto di finale contro il Milano e nella semifinale giocata contro la Sissi Roma, persa quest'ultima di un soffio. Chiudiamo al quarto posto con il rammarico
di aver giocato la semifinale con la Roma fino alla fine e di non essere riusciti a chiudere la partita nel momento decisivo, commenta il coach Luca Antonucci. Torniamo a casa con un quarto posto, frutto della sconfitta contro il Padova, che era campione d'Italia in carica. Lavoreremo da subito alla prossima stagione con l'obiettivo di migliorare quanto fatto in quella che si è appena conclusa. E con lo sport si conclude anche questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.